La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia annuncia la riapertura del Giardino Viatori. Con l'arrivo della primavera e dopo il successo delle visite straordinarie in occasione della fioritura delle magnolie, il giardino torna ad aprirsi alla città e ai visitatori. È una continuazione da quando nel 2014, alla sua morte, Luciano Viatori ha voluto donare il giardino alla Fondazione e tramite la Fondazione renderlo fruibile non solo alla cittadinanza di Gorizia ma a tutti coloro che amano le piante e la bellezza che sprigionano. Dal 2015 ad oggi la Fondazione si è impegnata per mettere in sicurezza alcuni percorsi, per ripiantumare delle aree del giardino, e lo ha fatto affinché il giardino diventasse proprio un luogo di incontro e anche di accessibilità. I nuovi percorsi sono infatti destinati e sono fruibili anche dalle persone con mobilità ridotte e anche dagli ipovedenti, perché io credo che la bellezza sia un diritto di tutti. Negli ultimi anni il giardino è stato al centro di un importante percorso di riqualificazione, oggi completato per circa l'80% della sua estensione. Un lavoro che non si è limitato alla messa in sicurezza, ma ha aperto nuovi percorsi e nuove prospettive di visita, con un'attenzione concreta all'accessibilità e all'inclusione. Nel corso del 2026 proseguiranno gli interventi sull'ultimo anello, quello inferiore, con l'obiettivo di arrivare alla primavera 27 con un giardino completamente fruibile. È una donazione testamentaria che è stata condivisa con il territorio da Luciano, che ha voluto individuare quello che era il soggetto che avrebbe potuto poi portare avanti nel tempo quello che era stato il progetto di tutta la sua vita, quindi creare questa collina fiorita, una collina con terreno acidofilo che prima non c'era, perché lui voleva farla fiorire di azalee e di magnolie. La Fondazione si è presa in carico soprattutto quello che è stato poi il motore di Luciano Viatori per tutta la sua vita, quindi l'amore per il verde, per le piante e per il paesaggio. Il giardino sarà visitabile il sabato, la domenica e nei giorni festivi esclusivamente tramite visite guidate a pagamento gestite dalla rete di imprese Go Green, che si occupa anche della cura e della manutenzione dell'area. Tutte le informazioni su orari e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Giardino Viatori. La Regione sta supportando questa realtà perché per esempio stiamo costruendo un grande parcheggio spendendo con un quadro economico di circa 2 milioni di euro. Qui sotto ci sarà un grande parcheggio che consentirà di oltre 300 posti auto, che consentirà anche ai disabili di visitare questo posto perché metteremo anche una scala con un montacarica adeguato per le carrozzine. Quindi insomma è un fatto che poi il sole abbia voluto baciare questa giornata, forse è un buon segno, ecco. Poi anche la natura è d'accordo con noi.